Venezia sembra essersi risvegliata e tornata ai livelli pre-Covid. Dopo l'assalto di Pasqua tra Cagli e Campielli, oggi l'apertura della Biennale d'Arte ha messo ancora a dura prova la tenuta dei trasporti, in particolare dei collegamenti via acqua in laguna. Vaporetti strapieni di passeggeri a bordo, stipati come sardine. I sindacati tornano a chiedere rinforzi per non mandare in tilt il sistema. Ormai è chiaro, i numeri in laguna e in terraferma sono tornati quelli pre-pandemici. È altrettanto chiaro che con questi servizi non siamo assolutamente in grado di soddisfare il fabbisogno creatosi. Davanti a questi numeri è chiaro che temiamo problemi alla sicurezza di chi lavora. Abbiamo ancora in mente le scene dell'anno scorso quando marinai, piloti e anche autisti sono stati soggetto di insulti e minacce. Le richieste sono note. Pensare allo sblocco del turnover attraverso nuove assunzioni, così per dare una risposta anche al mondo del lavoro. E naturalmente ci aspettiamo risposte anche riguardo le ore moto e i chilometri nel contratto con AVM. Noi ci aspettiamo al più presto di poter riprendere l'argomento con serietà da parte di tutti. Mettere al centro le esigenze dei lavoratori e il diritto alla mobilità che deve essere garantito a tutti. Il problema principale in questo momento sono lo sblocco del turnover, quindi dare spazio alle nuove assunzioni, ma anche e soprattutto quello della sicurezza. Chi lavora ha ancora in mente le scene viste l'anno scorso e quindi non vogliamo che più si ripetano.